Sono
diretto.
sono qua. Facciamo qualche piccola intervista. Buonasera, ma facciamo un applauso a tutti i bambini. Applauso. Allora, qui vedo un po' di tutto, già la volta scorsa l'abbiamo visto. Tu sei, come ti chiami? Tu sei vestito da? Ma che pizza sei? Eccolo, è preparatissimo. E vediamo davanti ancora un po'. Voi siete? Come sei vestito tu da? Simone, ti chiami? E quanti anni hai? 6 anni! Voglio sentire un applauso! Facciamolo un applauso! Vai, un applauso bello forte, forza! Ok, allora piano piano ci spostiamo più avanti, così nel frattempo facciamo qualche piccola intervista. Man mano che ci spostiamo prendiamo posto. Tu ti chiami? Antonino. E sei vestito, lo presenti con noi. Nel frattempo Iniziamo il prossimo gruppo, lo abbiamo già detto, il primo piccolo didattico Lombardo Radice. Siamo le forze della natura, proprio per valorizzare quanto è importante è la natura per la nostra storia. Purtroppo non curiamo con l'attenzione invece questo gruppo serve anche a far riflettere quanto è importante è la natura per noi uomini, quindi avere rispetto. Anche la banda, la banda è la Samba Band, la nostra Samba Band, ragazzi di Capernaum sono stati in giro. Nel frattempo la banda si fa sentire un bellissimo pezzo. Ragazzi entrano, Guarda che bello, Mary, guarda, guarda Mary, guarda. Ascoltiamo questo pezzo bellissimo. allora adesso la preside è qui, la dirigente della prima piccolo didattico e noi ascoltiamo no? Allora, voi avete partecipato, avete voluto Abbiamo scelto questo slogan sia da un punto di vista letterale, proprio perché rappresentiamo i 4 elementi e sia anche da un significato figurativo, perché insomma vogliamo essere una forza della natura per... Guarda qui sul palco perché insomma sono arrivati in rappresentanza del primo circolo del gruppo, eccoli qua i quattro elementi. Allora vediamo chi sono. Tu sei? Arcobaleno. E ti chiami? Martina. Ciao a tutti. Il fuoco. Come ti chiami? Lucia. E allora andiamo avanti, tu sei? Francesca. Cosa rappresenti? La nubana. Tu invece? Celestiale. Cosa rappresenti? Il fulmine. Il fulmine. Poi abbiamo Gaia. Cosa rappresenti? Il vulcano. Il vulcano. questo vestito. Abbiamo pure la mongolfiera che ci porta insomma in alto, wow, no? Ci porta in alto anche con i pensieri e con i sogni. Ed ecco, certo, il mondo degli insetti, le api che sono assolutamente importanti per la nostra natura. Tu sei? E tu ti chiami? Riccardo. Benissimo, grazie ai ragazzi del primo circolo, grazie alla dirigente. E allora
Noi ci andiamo, grazie a tutti. Un applauso per Facciamolo il un primo applauso, circolo ragazzi! didattico. Voglio sentire l'applauso! E grazie per essere stati qui, grazie per il tema che avete scelto perché è assolutamente importante. Abbiamo altri, ecco, il sole è fondamentale. Ci vuole Bravissimi, bravi della danza, oltre a vincere anche diverse borse di studio. E poi ancora Moderna Nicole Amantea ha partecipato anche lei a diversi concorsi e si è classificata sempre tra il primo e il secondo posto. L'estate scorsa ha partecipato ad un format televisivo, The Coach, superando tutti gli step. Allora, siamo quasi pronti perché i bambini di mamma Provvidenza stanno lasciando il palco, mentre che esibizione è? È un ballo che richiama appunto il fuoco, abbastanza coinvolgente, lo vedrete. L'unica cosa che vi chiedo è di fare un po' di spazio perché i bambini sono tanti, hanno bisogno di muoversi. Grazie. E allora ci siamo, lasciamo spazio all'esibizione del primo circolo didattico. Io sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Sensazione unica, voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Vorrei stare per riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica, voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Ballo, 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 salita zero. Ballo,
con te.